Buongiorno ancora da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con A Voi la Linea per gli approfondimenti delle notizie di giornata a partire dal Green Pass. Quello scorso è stato il primo weekend che ha visto l'obbligo del suo utilizzo per poter sedere ai tavoli interni di bar e ristoranti. Siamo andati a vedere con Paola Treppo tra gli udinesi come è andato dunque questo primo fine settimana con il Green Pass. E allora vediamo com'è andato questo primo weekend in cui era necessario esibire i Green Pass all'interno dei locali, se sono anche stati chiesti i certificati verdi. Com'è andata per lei? Insomma, posso dire che effettivamente tutti i ristori, tutti i bar dove siamo andati hanno richiesto chiaramente il Green Pass. Hanno fatto anche la verifica con la app o ve l'hanno solo chiesto come esibizione? No, hanno il tablet per provare a vedere se è veritiero o meno, insomma, perché dicono che adesso girano anche quelli falsificati, quindi di conseguenza è un po' un pericolo anche per la gente per sé. Le hanno chiesto il Green Pass in questo primo fine settimana? No, non ancora. Ma non ha avuto modo di entrare in un locale oppure è entrato e non gliel'hanno chiesto? È il primo locale in cui entro dal fine settimana. Ok, quindi è qui fuori, quindi non c'è necessità. Corretto, da quello che ho visto. Comunque ha sempre il certificato verde in tasca? Sì. Che non ha raggiunto un locale? No, non sono andata da nessuna parte, ci si siede fuori. Anche lei signora? Ma sì, casomai ci sediamo fuori, per andare al bar, basta. Avete il Green Pass cartaceo oppure quello del telefonino? È cartaceo, no Enrica? Anche il tuo? Cartaceo. Sì. Nei prossimi giorni comunque insomma la prospettiva è quella almeno di bere un caffè all'interno di un bar. No, perché al momento non ho il Green Pass e quindi so che devo comunque stare fuori, non si può. Al momento rimarrà fuori. Al momento rimarrò fuori finché non farò il vaccino, se si muovono con gli appuntamenti ovviamente. Assolutamente bene, è un atto dovuto, io sono molto favorevole al fatto che ci vuole disciplina e quindi si fa ben volentieri. Gliel'hanno chiesto nei locali in cui è andato? Assolutamente sì, in questione di 20 secondi è stato tutto risolto. Quindi contento, soddisfatto, invita anche gli altri a farlo? Ah sì, io invito tutti a vaccinarsi perché mi sembra che i dati diano conforto a dei risultati che sono tangibili. Speriamo che tutti capiscano che la libertà inizia dove incomincia la mia. Tanti ragazzi purtroppo non vogliono vaccinarsi. È un problema un po', no? Quello che stiamo vivendo in questo momento, no? Di pensare di avere la ragione anche in qualcosa in cui magari non siamo preparati fino in fondo, quindi l'unica cosa che possiamo fare è fidarci, rispettare le regole, che se ci sono hanno un senso, e assolvere il nostro ruolo di cittadini responsabili e civili. Quindi Green Pass sì, ma soprattutto per contenere ed eliminare la pandemia. Questo è l'intento, sicuramente tutti vogliamo liberarci di questo problema che ci ha rovinato quest'ultimo anno e mezzo e facciamo di tutto. Soddisfatti anche i titolari di bar e ristoranti che hanno riscontrato collaborazione nella clientela e chi non era in regola con il Green Pass si è accomodato all'esterno del locale. Come è andato in questo primo weekend anche qui nel locale? La gente si è dimostrata un po' insofferente alla richiesta del Green Pass? Ma in realtà direi di no, perché la maggior parte dei clienti che sono venuti qua tutti avevano il Green Pass e tanti si sono seduti anche fuori, quindi devo dire che non c'è stato questo, diciamo, clamore eccessivo. Vedremo come va queste prossime settimane, insomma, ecco, noi ci siamo preparati. Speriamo che vada tutto bene, ecco. Come è andato questo primo fine settimana in cui era necessario esibire il Green Pass per chi degusta all'interno del locale? Allora, è andato bene perché comunque i miei clienti sono quasi tutti vaccinati e spontaneamente ce l'hanno fatto vedere. Chi non è vaccinato si è seduto direttamente fuori senza fare polemica e quindi non ho avuto altri episodi spiacevoli, quindi nel mio caso è andato bene. Come è andato questo primo weekend? È andato abbastanza bene, erano tutti fuori sinceramente, sì, un 2 o 3 persone al banco
Quelli vaccinati con il Green Pass dentro, ma un tavolino 2, niente di che. Secondo me la gente deve abituarsi ancora a tutta questa novità del Green Pass. Speriamo bene che ci vaccinano tutti veloce. Nessuno ha mostrato insofferenza? No, tutti i nostri clienti sono abbastanza bravi, diciamo così, sono tutti vaccinati. Sì, ma fa anche abbastanza caldo, la gente vuole stare fuori. Vediamo quest'inverno cosa succederà. Ecco, quest'inverno che previsioni avete? Ma che passi intanto questo virus e che l'inverno possano venire tutti dentro e tutti vaccinati, si spera. Come è andato questo primo weekend con il Green Pass? Come ha reagito la clientela? Ma molto bene, perché comunque chi non l'aveva l'ha subito detto e quindi si è accomodato fuori, mentre gli altri lo hanno esibito e noi di conseguenza abbiamo controllato. Tutti i controlli sono andati a buon fine? Sì. Soddisfazione anche per il rispetto di questa normativa? Sì, tutti quanti almeno qua hanno rispettato le regole. Speriamo che sia così sempre. Ritroveremo Paola Trepo poi nella seconda parte di A Voi la Linea, ci collegheremo con lei in diretta dall'hub vaccinale di Udine. Intanto però voltiamo pagina, cambiamo argomento e andiamo a Gemona, dove il castello sarà raggiungibile attraverso un ascensore a vetri che partirà da Piazzale del Ferro. La sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia ha dato infatti parere favorevole al progetto. Sentiamo Isabella Gregorato. Un saluto ai nostri amici telespettatori da Piazza del Ferro a Gemona. Alle mie spalle vediamo una porta in questo momento realizzata in lamiera, in ferro. Da quella porta lì si potrà accedere all'ascensore, un ascensore tutto a vetri che condurrà fino al castello. Ne parliamo con il sindaco di Gemona, Roberto Revelant. Finalmente ci siamo, almeno per quanto riguarda il progetto di fattibilità e anche per quanto riguarda il progetto definitivo di come sarà fatta l'opera. Sì, è stato un percorso faticoso che nasce insomma da una volontà politica di rendere accessibile a tutti le persone anziane, le mamme con i propri bimbi, con i passeggini, le persone disabili, l'accessibilità al castello. Oggi questa è impedita per moltissime persone e quindi riteniamo che sia anche un impegno da parte di noi amministratori rendere fruibili tutti questi spazi, e anche perché comunque il significato che ha il castello per molti cittadini gemonesi che ora sono molto più anziani da quando l'hanno visto crollare, è ovvio che tutti hanno piacere di vederlo e toccarlo con le proprie mani, quindi la volontà è quella di realizzare questa risalita meccanizzata. Abbiamo appena ottenuto a seguito di una lunga concertazione con la soprintendenza il parere positivo, il parere favorevole, e ci tengo a ringraziare la soprintendente Bonomi, ma anche un pensiero va ovviamente a tutta la struttura, ma un pensiero va in particolare all'architetta Casucci, che prematuramente è scomparsa e che ovviamente aveva seguito tutto questo iter, e mi sento di ringraziare anche se ora non è più tra noi. Da qui proprio partirà la risalita meccanizzata. Ecco, si entrerà proprio da questa porta che io ho detto in metallo, in lamiera, non so in che cosa. Sì, ovviamente verrà riqualificato l'intero contesto, stiamo già procedendo anche con l'eliminazione degli impianti dei generatori di calore, stiamo individuando delle parti autonome nei vari palazzi del comune, e da qui partirà proprio la risalita meccanizzata con un ascensore verticale con struttura in ferro e soprattutto vetrata, per garantire un momento emozionale anche nella risalita con questo straordinario paesaggio che abbiamo di fronte. Vuole essere un ulteriore elemento di arricchimento e di potenziamento di quell'offerta che riteniamo che anche a livello culturale possa garantire una nuova spinta per la comunità. Già si può ipotizzare la partenza dei lavori, adesso c'è la necessità di avere fondi, oppure i fondi già ci sono e sono stati accantonati? Allora, i fondi già ci sono, c'è il parere, come dicevo prima, positivo della sovrintendenza, ci sono ulteriori pareri che dobbiamo acquisire, è stato approvato il progetto preliminare, riteniamo che nell'arco per il primo semestre del prossimo anno di poter raggiungere il progetto definitivo e acquisire tutti i pareri, e ci auguriamo entro la fine del prossimo anno di dare là ai lavori, quindi queste sono le tempistiche che ci siamo un po' impegnati a mantenere e garantire. Certo, un iter
particolarmente lungo, no? Perché sono anni che si parla di questa possibile realizzazione. Sì, diciamo che la ricerca meccanizzata è iniziato l'iter di diversi, credo un decennio fa più o meno, però concretamente la ricerca dei fondi è iniziata all'inizio legislatura e quindi dal 2019 siamo riusciti ad ottenere questi fondi. Ora abbiamo concluso l'iter, sappiamo che di mezzo c'è stato anche il Covid che non ha aiutato a spingere su queste procedure perché ce n'erano ben altre da dover gestire, e ricordiamoci anche che c'è stata l'emergenza Vaia alla quale la soprintendenza ha dovuto dare parecchi pareri, quindi siamo arrivati comunque a questo primo passaggio e riteniamo di dover accelerare per i prossimi in modo tale da garantire alla comunità questa essenziale struttura. E tra l'altro riprenderanno anche i lavori, e questo accadrà prossimamente, i lavori di sistemazione del castello, lavori che si erano bloccati per vari motivi. Sì, anche questa è una buona notizia, ho parlato proprio ieri con l'impresa che darà seguito ai lavori già iniziati ma non completati, che si erano sospesi sia per motivi di Covid in precedenza, ma poi anche per difficoltà economiche che aveva interessato l'impresa principale, ecco, diciamo. E quindi oggi abbiamo avuto anche questa buona notizia, trascorsa l'estate riusciranno a settembre a riorganizzare il cantiere e per fine settembre, primi di ottobre ripartiranno il cantiere anche per il completamento di tutta la corte interna e ridare nella piena fruibilità tutti quegli spazi. Quindi anche tutta quell'impalcatura che adesso stiamo vedendo, che è lì da anni, è destinata a scomparire a breve? Ci auguriamo che questa sia l'ultima estate in cui vediamo quell'impalcatura. Bene, e qui da Piazza del Ferro a Gemona è tutto, restituisco la linea allo studio. E dunque, dopo questo collegamento con Isabella Gregorato da Gemona per parlare appunto dell'ascensore che verrà realizzato similmente a quanto accadrà a Udine per raggiungere il castello dal centro città, andiamo in pubblicità e come detto torneremo a parlare di vaccini, di campagna vaccinale nella prossima parte di A Voi la Linea, collegandoci in diretta con Paola Treppo. Allora ci rivediamo tra pochissimo, sempre in diretta con la seconda parte di A Voi la Linea. Agosto, tempo di vacanze, siamo andati a capire con Paola Treppo se è così anche per i volontari che assistono chi va a ricevere la prima o la seconda dose al lab vaccinale in fiera a Udine. Buongiorno a Paola Treppo che è lì per noi. Paola. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella prima parte del complesso hub dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, l'hub più importante alla Fiera di Udine, per capire appunto, come anticipavi tu, se ci sono delle problematiche legate al personale sia sanitario che volontario che dà assistenza, in particolare ai volontari, alle persone che raggiungono l'hub per la prima o la seconda dose di vaccino anti-Covid. Vedete all'ingresso c'è sempre un volontario, può essere della protezione civile come dei carabinieri in pensione, associazione dei carabinieri in pensione, oppure anche la Polizia di Stato. Ci sono tante persone che hanno dato la loro disponibilità da quando è stata avviata la campagna vaccinale, creato questo centro proprio per la misurazione della temperatura all'ingresso, controllo dell'orario di arrivo, il controllo dei documenti e soprattutto le informazioni. L'area del lab del Fiera, per chi non ha fatto i vaccini in questa zona, è molto ampia, prevede un passaggio appunto iniziale nella zona dove ci troviamo adesso, poi un percorso che porta alla prima accettazione, diciamo così, dove si consegna il foglio che appunto la persona ha ricevuto dall'azienda sanitaria, viene eseguito un primo controllo, se uno non ha fatto l'anamnesi ci sono dei tavolini all'interno che vanno compilati e poi si passa ai medici, quindi in una terza fase. E tutto quanto, anche in queste parti c'è il supporto del volontario di protezione civile oppure di qualche altra associazione che dà indicazioni su chi deve passare, a che ora e quando, in base all'orario. Ecco, ebbene, abbiamo capito questa mattina che i volontari ci sono tutti, anche il personale dell'azienda sanitaria è presente, non ci sono code come si vede all'ingresso.
c'è comunque una notevole mole di persone che hanno raggiunto l'hub qui al Fiera per la prima o la seconda dose. Abbiamo visto, come avevamo visto anche in altri giorni, dopo l'obbligatorietà annunciata del Green Pass, tante mamme con i figli minorenni appunto accompagnati per fare la prima o la seconda dose di vaccino. Tante persone anziane ancora che devono fare la seconda dose, persone che hanno avuto il Covid e devono fare una dose sola, insomma c'è una grande varietà di persone. E quindi a circa un quarto d'ora fa le persone erano circa 760, in questo momento probabilmente siamo arrivati a 800, nei tabelloni alle mie spalle si vedono i numeri delle persone che hanno fatto accesso in questo momento all'area che è quella del cuore, diciamo così, dell'hub del Fiera. Ed è quella proprio dove viene inoculato il vaccino in singole piccole aree dedicate, riservate. Quindi l'hub calcoliamo che aprendo alle 8 di mattina normalmente chiude intorno alle 20, può essere che ci sia anche una piccola estensione di orario se le persone arrivano un po' in ritardo, quindi la media di inoculazione che viene fatta ogni giorno è quella di 2000 dosi ogni giorno. Anche oggi siamo sullo stesso trend, che cosa vuol dire? Che molte persone che devono fare il vaccino non sono andate in ferie e sono ancora qua, perché il trend più o meno dei vaccini, del numero di vaccini inoculati ogni giorno è di circa 2000, naturalmente variabile. Ecco, all'ingresso ci hanno spiegato prima che i volontari, come ripetevo prima, sono gli stessi, è fondamentale la loro presenza, come più volte ha sottolineato il direttore generale dell'azienda sanitaria, anche più volte Riccardi, la fondamentale presenza di questi volontari che danno le indicazioni di base alle persone che non sanno nulla. Sono indicazioni che vanno dal percorso da seguire, come vi dicevo prima, qui ci sono diversi tipi di accettazione e poi si arriva alla fine, dove c'è anche una piccola novità introdotta da poco, che è il formulario sul gradimento. Quindi mentre si attendono i 15 minuti previsti per una eventuale reazione al vaccino nella sala d'aspetto prima di uscire dall'hub del Fiera, si può compilare un modulo dove in maniera anonima, oppure anche mettendo il proprio nome e cognome, si indica il gradimento su quello che è stata la propria esperienza durante il vaccino, quindi se le persone sono state gentili, se i tempi di attesa sono stati troppo lunghi, se il personale medico ha dato sufficienti indicazioni, insomma un modo ulteriore per riuscire a fornire un servizio sempre migliore e efficiente anche da parte di chi lavora costantemente all'interno e può magari non avere una percezione sul grado di gradimento proprio delle persone, quindi una particolare curiosità. Ecco, ricordiamo anche che all'interno di quella che consideriamo la prima accettazione, che si trova di fronte a me in un grande padiglione, dove tra l'altro è stato allestito anche per un periodo un televisore, sono stati fatti anche spettacoli teatrali per intrattenere le persone, insomma è stato fatto il possibile per cercare di mettere le persone a proprio agio. C'è la parte dei medici, come vi dicevo, ci sono diverse postazioni e tutte quante in questo momento stanno lavorando, quindi è agosto sì, ma qui si continua a lavorare all'hub dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale del Fiera. E quindi salutiamo e ringraziamo tutti i volontari e il personale sanitario che sta operando in questo momento. E qui dal Fiera di Udine, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie a Paola Trepo per tutti questi aggiornamenti. Andiamo a Trieste per parlare di un'iniziativa, di una novità che riguarda il burlo, vale a dire il fatto che da domani i pazienti potranno ricevere la visita dei loro animali da compagnia, in questo momento cani e gatti, che potranno incontrare in alcuni reparti. Si tratta di una novità voluta e creata nei laboratori di cura promossi dall'istituto. Cani e gatti potranno entrare al burlo, ovviamente tramite controlli, verifiche e tutto quanto, e incontrare i loro padroni e padroncini. Sì, parte da domani ci sarà la possibilità per gli ospiti del nostro istituto di chiedere la possibilità di incontrare il proprio animale, cane o gatto in questo caso. Ci teniamo a sottolineare l'alta valenza
l'alto impatto di cura che può avere questa opportunità, in termini proprio che sono dimostrati da ricerche scientifiche ormai famose, numerose e conosciute, e quindi avranno la possibilità di incontrare il proprio animale d'affezione. È un progetto che rientra in un'ampia gamma di progetti. L'IRCS come tale cerca sempre il modo migliore per curare le persone. Sì, l'IRCS è un'organizzazione che punta ad avere cure efficaci, efficienti, adeguate ed appropriate, trasversali, e quindi ha investito molto su questo. Nasce da un'idea dei laboratori della cura, che sono un modello organizzativo caratterizzante le professioni sanitarie, nato alla fine del 2018 e che tra le varie attività si proponeva proprio questo. Poi abbiamo dovuto fermarci un attimo perché c'è stato il Covid, saremmo stati pronti ad inaugurare la cosa già all'inizio del 2020, lo facciamo alla fine del 2021 purtroppo, proprio per queste condizioni pandemiche che ci hanno imposto un rallentamento. È un progetto del comparto infermieristico, quindi insomma dell'infermieristica e delle professioni sanitarie, che sono tante all'interno dei nostri panorami nazionali, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, ortottici, audiometristi, tecnici di riabilitazione, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, insomma sono molte le professioni sanitarie. Questi laboratori si rivolgono alle discipline e alle professioni sanitarie del panorama sanitario nazionale. Professioni sanitarie che stanno ricoprendo un ruolo sempre più importante nel mondo della sanità, al fianco dei medici e non solo a supporto dei medici, possiamo dire così? Sì, assolutamente, anzi ormai a supporto è una parola superata da tanto tempo. Oggi il bisogno è quello di rendere sempre più evidente il lavoro, l'architrave dei nostri sistemi sanitari, che sono proprio le professioni sanitarie, e sempre meglio qualificano la propria attività, il proprio contributo alla cura in termini proprio di esiti di salute. L'importanza degli animali d'affezione nella cura dei pazienti. Il Burlo apre le porte a cani e gatti, un progetto ambizioso. Sì, allora gli animali sono parte della famiglia, sono parte integrante della vita di una persona, per cui veramente poter portare gli animali d'affezione dal degente ricoverato è una emozione grandissima, è veramente un grande traguardo che il Burlo fa, dà proprio un'opportunità meravigliosa, perché è un'emozione, una felicità, l'animale dà felicità, dà benessere, per cui l'incontro è veramente una cosa meravigliosa. Ed è un qualcosa di diverso rispetto alla pet therapy, perché non è un percorso ma il poter riabbracciare il proprio animale, quindi è un qualcosa ancora di diverso. Sì, è un'emozione ancora più forte, perché proprio è il proprio animale a venire in ospedale per trovare la persona, la propria vita che è a casa e viene a trovarti, quindi ha un valore ancora maggiore, per cui il poterlo accarezzare, il poterlo vedere, averlo vicino è bellissimo, è bellissimo. Questo aiuta anche gli animali? Sicuro, poter vedere il proprio padroncino, tra virgolette, oppure la propria proprietaria è veramente molto bello anche per gli animali, sicuramente. Chiaramente è stato predisposto un percorso ad hoc, perché sì, è bello, però ci sono delle regole, perché comunque è un ospedale, giusto? Sì, un percorso all'interno dell'ospedale in cui ci sono dei corridoi, degli ascensori da dover prendere proprio per accedere nella stanza di degenza o nell'area dedicata, e poi l'animale deve essere munito del certificato medico veterinario recente, massimo 7 giorni, deve essere pulito, spazzolato prima di entrare nell'ospedale, e quindi un minimo di accortezza per poter permettere una visita in sicurezza. Non deve fare il tampone, questo è il vantaggio, almeno per l'animale. No, l'animale non deve fare il tampone, l'accompagnatore sì, ma è come tutti gli accompagnatori che poi rimangono con il paziente, devono essere tamponati Covid ovviamente. E con questo racconto di Andrea Pierini si chiude l'appuntamento di oggi con A Voi la Linea, che torna domani alla stessa ora. Grazie per averci seguito e buona giornata, arrivederci.